Un ampio cedimento stradale in via Rossi che ha costretto alla chiusura della strada. Una voragine che sta impegnando il personale di MCPS e Via Acqua con la polizia locale nelle verifiche per individuare le cause e poi procedere con gli interventi da mettere in campo. Si è aperto un piccolo buco sul manto stradale, sono subito usciti i tecnici di MCPS e anche la polizia locale e si è rivelato che al di sotto del manto stradale si era creata una voragine, quindi si è deciso di interdire l'utilizzo della strada per poterla tenere in sicurezza e iniziare a fare tutti i rilievi necessari. Si è evidenziato che la voragine si è creata a causa di un cedimento della condotta fognaria, il cedimento è abbastanza esteso, quindi adesso si stanno facendo tutti i sopralluoghi e le valutazioni necessarie per capire che tipo di intervento e poi poter intervenire per mettere in sicurezza l'intero tratto di strada interessato dal cedimento. Strada chiusa e interventi che hanno portato a necessarie modifiche di alcuni tratti di strada, via Vaccari, via Ferreto dei Ferreti e via Filzi, episodi non nuovi in città, specie a seguito di eventi meteo sempre più imponenti che cambiano anche la capacità del territorio di assorbire i quantitativi di pioggia, di qui l'invito rivolto ai cittadini. Per questo invito da una parte i cittadini, quando osservano degli avvallamenti sulla strada che magari nei giorni precedenti non c'erano, di segnalarlo immediatamente, perché purtroppo queste voragini, essendo al di sotto del manto stradale, non sono percepibili se non quando ci sono le prime avvisaglie di un movimento del manto stradale, quindi è importante una pronta segnalazione.